Bene, allora possiamo cominciare. Questa sera abbiamo il piacere di avere qui Davide De Pietri Tonelli, che è un ricercatore dell'IT e è un principal investigator. Davide ha una lunga carriera estremamente brillante, anche se è giovane, molto giovane. Si è laureato a Milano, si è dottorato all'Università dell'Insubria, poi è passato all'Università San Raffaele di Milano, poi all'Università al Max Planck Institute di Dresda, poi è ritornato ed sei stato captato dall'IT, dove sta continuando a lavorare su un aspetto molto particolare, cioè un aspetto che riguarda una porzione di RNA, di tipi di RNA che inizialmente si pensava, anzi non si conoscevano, e che si pensava che quella parte di DNA che codifica per questi RNA non avesse nessuna utilità. Non vi anticipo più di tanto, l'unica cosa, non so se avete visto, c'era anche sui giornali, lui era a Houston perché un suo progetto è stato lanciato con con l'Agenzia Spaziale Italiana e come si chiama? La ditta Axio. Okay. Però ve ne parlerà lui. Grazie Davide, a te. Grazie Mario, grazie a tutti per essere qui oggi. È un grande piacere per me essere invitato qui a parlare in questa associazione così prestigiosa che da non genovese purtroppo non conoscevo, ma adesso che vi ho conosciuto sarete sicuramente nella lista delle cose importanti che presento all'estero tutte le volte che vado a presentare la città di Genova. Dunque, oggi io sono Davide De Pietri Tonelli, Mario mi ha già presentato. Oggi parliamo di centimetri, ma intesi come quelle parti del DNA che sono importanti per, diciamo, per controllare chi siamo come esseri umani, la nostra salute e insomma il nostro futuro, se vogliamo metterla così. Non mi dilungo oltre. Allora, ok, così. Dunque, parliamo di noi, parliamo di uomo. Mi sentite in fondo? Perfetto. Parliamo di uomo, parliamo di noi. L'uomo è un essere meraviglioso, uomo-donna, insomma, Homo sapiens, composto da proteine che sono i mattoni della vita. Si contano circa 20.000, 70.000 proteine nel corpo umano, di tipi distinti di proteine, cioè tipi diversi. Queste proteine sono in qualche modo prodotte a partire da un programma che esiste nel nostro DNA che sostanzialmente contiene i geni che codificano per queste proteine e sono circa 20-25 mila. La domanda che noi oggi a cui cercheremo di dare una risposta oggi è come queste proteine vengono prodotte, come quindi sono regolati i geni che governano la vita e il nostro essere uomo o donna. È lì? Al tasto a destra. Perfetto. Dunque, cominciamo a parlare di misure. Le misure sono importanti in questo caso. Parliamo di 2,10 micron, cioè 2 milionesimi di millimetro, e sono sostanzialmente le dimensioni di un nucleo che ogni cellula del nostro corpo ha. E in questo nucleo ogni cellula contiene il DNA. L'intero genoma di ogni cellula è sostanzialmente lungo circa 2 metri. Ok? Questo è sostanzialmente per dare dei numeri, per darvi un'idea. Ora vi chiederete come fanno 2 metri di DNA a rimanere all'interno di una struttura così piccola. In realtà il DNA è sopravvolto in strutture che si chiamano cromosomi, che voi probabilmente tutti conoscete, e che non sono altro che sostanzialmente una struttura di DNA, in questo caso rappresentata in maniera un po' così buffa, no? Come lo spaghetto, attorno alla polpetta, che in questo caso è una polpetta, ma in realtà si chiamano istoni, sono proteine. Quindi il DNA è una struttura molto compatta, è contenuta all'interno delle nostre cellule, e nel DNA ci sono molte cose importanti per la nostra vita. Oggi parleremo un pochettino, visto che ci troviamo in una prestigiosa
sede in cui ci sono anche storici probabilmente o persone che si occupano, diciamo, di storia. Mi piace darvi un piccolo accenno a quella che è stata la storia della scienza che ha portato alla scoperta del DNA, darvi un pochettino anche di, come dire, l'idea di quello che sta accadendo oggi, compresi gli scenari attuali e futuribili. Infine parleremo delle sfide post-genomiche, ovvero quello di cui mi occupo nel mio laboratorio e anche gli obiettivi della ricerca di cui mi occupo. Ora, partiamo nella scoperta del DNA a metà del 1800 circa. Friedrich Miescher era un medico svizzero che però soffriva di sordità e per questo suo padre, temendo che non potesse essere un buon medico, lo in qualche modo istradò verso la chimica. La chimica consentì a Friedrich Miescher di coniugare, diciamo, le sue esperienze. Da medico riuscì a isolare i globuli bianchi dalle bende, per esempio delle operazioni ospedaliere, bende chirurgiche, e con la sua conoscenza di chimico lui riuscì a capire che in realtà la sostanza DNA, allora ancora lui non la conosceva, la chiamò nucleina, era quella che probabilmente governava o manteneva, diciamo, l'informazione all'interno delle cellule. Ci vollero ancora parecchi anni prima che Leven, che era un biochimico lituano, prima che lui riuscisse a capire quali erano i componenti fondamentali di questa sostanza, che allora era ancora misteriosa, si chiamava nucleina, e che sostanzialmente sono i componenti facilmente reperibili sul nostro pianeta, quindi sono zuccheri, carbonio e basi azotate. Questi sono i componenti chimici fondamentali del DNA. Facciamo un salto ancora nel tempo, forse conoscerete Watson, Crick e anche Wilkins, a cui si deve la scoperta della struttura del DNA e quindi la famosa doppia elica che tutti noi oggi conosciamo si deve a questi tre ricercatori che negli anni 60 hanno scoperto, diciamo, sono riusciti a teorizzare e a dimostrare con la cristallografia. Come? Sì, sì, siamo negli anni 50, il Nobel l'ha vinto negli anni 60, però siamo in questi, diciamo, intorno alla metà del secolo scorso, sono riusciti a scoprire, diciamo, a immaginare la struttura del DNA come una doppia elica. In realtà qui c'è un retroscena che forse qualcuno di voi conosce, ne hanno fatto delle rappresentazioni teatrali, ne hanno fatti dei libri, pare che Crick avesse sottratto senza il consenso della tecnica che allora lavorava per lui, Rosalind Franklin, che aveva fatto questa diffrazione, queste immagini, diffrazione, famosa l'immagine 51, sì, questa rappresentazione teatrale anche, e lei poi chiaramente non vinse il premio Nobel perché passò in secondo, diciamo, in seconda scena rispetto al più famoso a quel tempo allora professore. Lei poi morì di tumore esattamente a causa delle radiazioni che a quei tempi, forse anche ai tempi nostri, Mario, quando iniziavamo, non erano proprio prese molto, molto con attenzione o con la dovuta attenzione. Ok, quindi se qualcuno di voi fosse interessato, ci sono delle rappresentazioni teatrali, ci sono dei bei libri su questa storia. In realtà la struttura del DNA non è sufficiente per capirne la funzione o comunque come questa riusciva a codificare, no? Le informazioni genetiche. Questa scoperta si deve ad altri tre ricercatori, Holley, Corana e Nirenberg, che sono riusciti a capire che questo codice molecolare di basi azotate e di zuccheri sostanzialmente codificava per 4 lettere fondamentali che sono adenina, citosina, timina e guanina. E sono 4 componenti, sono un codice di 4 lettere su cui uno può costruire infinite quasi combinazioni che poi codificano un messaggio. In qualche modo è molto simile a quello che avviene nel computer. Se ci pensate nel computer, nel telefonino che abbiamo tutti noi, il messaggio di qualsiasi programma è codificato sostanzialmente da zeri e uni. Ok? Questi 0 e 1 sono sostanzialmente in combinazione in grado di codificare un messaggio, ok? Di trasmettere un'informazione. Questa scoperta si deve a loro tre. In realtà sempre Crick, qualche anno dopo, nel 57, riuscì finalmente a immaginare, quindi teorizzò il funzionamento del DNA con quello che viene definito ancora oggi il dogma centrale della biologia molecolare, ovvero
Il DNA contiene l'informazione che viene tradotta in RNA, che poi sarà essa stessa tradotta in proteina. Ora, sostanzialmente questo meccanismo può sembrare un po' misterioso, ma se ci pensate bene non è molto dissimile a un sistema di stampa, perché il DNA è praticamente la stampa, l'RNA non è altro che la rotativa e la proteina è sostanzialmente il giornale, cioè il prodotto finale. Quindi questo è il meccanismo sostanzialmente che consente al DNA di essere letto e di produrre qualcos'altro tramite un meccanismo sostanzialmente di stampa, solo che non abbiamo rotative, abbiamo piccole rotative molecolari. Questo per farci capire. In realtà c'è anche un retroscena qui un po' interessante, ovvero sembra che Crick e Watson andassero di sovente e spesso in questo pub che si chiama l'Aquila, Eagle, a Cambridge, e quindi queste teorie fossero in qualche modo aiutate dai fumi dell'alcol, dove oggi ancora si celebra la famosa birra Eagle DNA per celebrare appunto la scoperta del DNA, che pare sia avvenuta anche grazie al contributo di questo diciamo ulteriore ingrediente molto, molto apprezzato non solo nell'Inghilterra, insomma. Ok, arriviamo al giorno d'oggi, quindi abbiamo fatto un salto da metà dell'Ottocento, primi dell'Ottocento, anni 50 e poi oggi. Oggi cosa sappiamo? Ormai è ventennale, 20 anni fa abbiamo finalmente sequenziato l'intero genoma umano. Nel 2001 questa grande scoperta è stata celebrata ad altissimi livelli, è stata ottenuta grazie a altissimi, fortissimi finanziamenti da parte di consorzi pubblici che sono costati circa 100 milioni, che paragonati ai soldi di oggi sono circa 2,7 miliardi, per farvi capire l'impegno che c'è stato, anche finanziario. Consorzio internazionale tra cui anche ha visto il coinvolgimento di Renato Dulbecco, che anche lui in qualche modo è legato a Genova, visto che è passato qui a miglior di vita. E questo progetto è durato 20 anni, immaginate 20 anni per sequenziare il genoma di un solo umano. In competizione questo progetto internazionale già con gruppi privati, in particolare il gruppo Celera, che era un gruppo privato che aveva già cominciato a investire soldi e tempo nel sequenziamento del genoma, e allora erano molti soldi. Quindi cominciamo a vedere che il genoma causa anche interessi molto importanti da parte dei privati, ok? E oggi cosa sappiamo? Oggi con l'avvento delle nuove tecnologie, massive parallel sequencing, genomica avanzata, riusciamo a ottenere il sequenziamento di una persona con un costo che si aggira intorno a $1.600 in poche ore. Questo è ormai dato di fatto, quindi sostanzialmente possiamo sequenziare qualsiasi persona a un costo molto basso, paragonabile a quello di un'analisi, per esempio, di raggi X o comunque di spettroscopia avanzata. E questo chiaramente fornisce una serie di nuovi elementi che permettono di utilizzare la genetica, la genomica in maniera anche, diciamo, in campi dove non ci saremmo aspettati. Uno degli esempi più classici è quello della genetica forense, quindi se vogliamo cercare di risolvere casi, no? Anche cold case, quindi casi irrisolti da anni, oggi con la genetica si può rispondere a queste informazioni. Un altro esempio, per esempio, meno noto magari al pubblico, è la tracciabilità degli alimenti. Voi tutti sapete che quando comprate una scatoletta di tonno potrebbe essere una specie meno pregiata, e quindi oggi con la genomica è possibile capire se nel tonno che noi compriamo esistono o non esistono certe quantità di cibi pregiati o meno. Quindi anche questi controlli vengono fatti e finalmente si possono fare su larga scala a un costo accettabile. Altre applicazioni magari meno note e che però sono altrettanto importanti è quella per esempio lanciata da Svante Pabo, che ho avuto la fortuna di conoscere, con cui ho collaborato quando stavo in Germania, e lui è stato il padre fondatore della paleogenetica, ovvero la scienza che studia la paleontologia attraverso la genetica, e lui per esempio ha vinto il Nobel nel 2022 grazie al fatto che ha scoperto che, contrariamente al dogma, il Neanderthal non si è diciamo estinto con l'arrivo dell'Homo sapiens dall'Africa, ma si sono in realtà mischiate le due specie, e addirittura alcuni geni dell'uomo di Neanderthal, tra porzione variabile tra l'1 e il 4%, permangono anche in ciascuno di noi. Quindi questa è una scoperta epocale, quindi ci portiamo dietro un retaggio genetico addirittura dai tempi della preistoria. Quindi per farvi capire, però
parliamo delle cose più attuali e che forse sono più, diciamo, anche importanti oggi delle applicazioni della genomica. La genomica oggi è soprattutto importante per la salute. In che modo? Allora, esistono consorzi pubblici ma anche privati che hanno lanciato sfide epocali, quindi sequenziare genoma di migliaia, milioni di pazienti, addirittura il progetto ENCODE, il progetto Genome UK che si è appena concluso ha già messo a disposizione 100.000 genomi per poter studiare malattie genetiche rare, per poter studiare mutazioni, per poter studiare tutta una serie di cose che adesso vedremo. L'amministrazione Obama aveva stanziato diversi miliardi di dollari, ha iniziato un progetto per sequenziare 1 milione. Più di recente i cinesi hanno lanciato un altro progetto che mira a sequenziare 3 milioni di persone, 3 milioni di animali, anche in specie magari in via di estinzione o comunque in pericolo di estinzione, e anche di piante. Quindi si sta muovendo a livello mondiale grossi, veramente grossissimi investimenti sulla genomica, perché su questo ci sono grosse potenzialità. E ci sono anche ovviamente molti investimenti privati. Non a caso alcuni gruppi, soprattutto americani, importanti come Google, come altri fondatori di Celera, ma anche BASF, che si stanno muovendo per acquisire tecnologie allo scopo di capire il segreto della longevità, capire come curare le malattie. E questo è quello che si sta muovendo. Un altro problema correlato che probabilmente meriterebbe un'altra diciamo, lettura è quello collegato ai dati. Ora, parliamo in questo caso di quantità di dati. Si stima che i dati grezzi di un genoma, di un solo individuo, come prima analisi, cubino circa 100 gigabyte, con un costo che si aggira intorno ai $25 all'anno per una persona. Se parliamo di migliaia e milioni di individui, questo costo aumenta, no? Esponenzialmente. Si riesce a ripulirlo in qualche modo. Oggi, grazie anche all'intelligenza artificiale, si riescono a fare analisi molto più veloci e quindi si riesce a ripulirlo in maniera più veloce. Comunque, ciò nonostante, i gruppi europei e mondiali che stanno investendo in tecnologie genomiche stanno anche, come dire, confrontandosi col problema di dove metto questi dati. E poi c'è anche il problema chiaramente della privacy, perché anche questo è un altro elemento che poi vedremo eventualmente, se ci sarà tempo, da tenere presente, perché insomma i dati della privacy sono importanti. Come siamo messi in Italia? Allora, in Italia, l'Istituto Italiano di Tecnologia, l'istituto in cui io lavoro, è stato tra i primi, diciamo, a lanciare dei progetti genomi. Ne abbiamo uno qui a Genova Erzelli, in collaborazione con la Sanità Pubblica, Liguria Digitale e ospedali qui in Genova, Gaslini, e Galliera e anche San Martino, in cui esistono già dei progetti che andranno a sequenziare bambini, adulti, con patologie rare o comunque con rischio di malattie, cancro, eccetera. Abbiamo 2 centri sempre in Italia, uno a Milano che lavora al centro dei tumori di Milano, all'Ifomeo, e un altro centro nuovo, più diciamo relativamente nuovo, nella regione Val d'Aosta. Anche lì la regione Val d'Aosta ha messo a disposizione finanziamenti per poter sequenziare 5.000 genomi di valdostani e anche qualche specie in via di estinzione, come per esempio lo stambecco del parco del Gran Paradiso. Quindi in Italia non siamo posizionati male rispetto a altre realtà europee. C'è chiaramente molto da fare rispetto ai numeri che vediamo dei nostri concorrenti o comunque partner che si voglia, che stanno all'estero, soprattutto americani e cinesi, ma ci stiamo muovendo bene, anche abbastanza velocemente. Questo gruppo, diciamo, di tecnologie, questi centri hanno lanciato più di recente una iniziativa RNA, l'abbiamo lanciata qui in IT a Genova, con lo scopo di capire non solo cosa c'è scritto, ma anche come funziona quello che troviamo nel genoma. Quindi questa è un'iniziativa veramente recentissima, appena lanciata. Esiste un'altra realtà sempre in Italia che è Human Technopole a Milano, non so se ne avete sentito parlare, è una nuova fondazione che nasce nella zona dove ci fu l'Expo qualche anno addietro, e anche loro hanno iniziato una fortissima ricerca nel campo di genetica, quindi diciamo in Italia non siamo messi male. Ma qual è lo scopo di tutto questo? Lo scopo è quello di arrivare a conoscere il paziente in modo da poter disegnare sul paziente delle terapie che siano
personalizzate e di precisione. Per esempio, in un gruppo di persone che sostanzialmente sono tutte simili a vederle dal punto di vista di sintomi o diagnosi, esistono persone per cui il farmaco è tossico e non è beneficial, quindi non ha effetti buoni, ma esistono anche pazienti all'interno in cui il farmaco non è né tossico né beneficial, oppure non è tossico ma è beneficial. Ok, per questi pazienti quella terapia va bene e lo possiamo scoprire non solo con la diagnosi del medico, non solo guardando i sintomi macroscopici, ma andare anche sulla scala molecolare. Questo, ecco, aiuta a migliorare le terapie e a scegliere le terapie giuste per la persona e per il giusto paziente. Ora, parliamo di genoma per tutti. Quindi a questo punto il genoma è sostanzialmente accessibile. Con $600 mi posso sequenziare il mio genoma. Questo cosa comporta? Allora, parliamo prima di applicazioni fantasiose. Ovviamente business vuole che quando c'è una tecnica nuova ci sono applicazioni possibili, e alcune applicazioni possibili che si trovano già disponibili in internet è la genealogia. Volete sapere se vostro padre è vostro padre? Volete sapere se vostro nonno è vostro nonno? Ecco che in internet troverete dei kit, l'affidabilità non credo che sia proprio massima, però qualcuno ha lanciato questo come business. Un altro business è quello di sapere se per esempio avete dei parenti indiani e di quali tribù. Per esempio questa potreste voler sapere se siete di Genova Ponente o di Genova Levante, cioè si può arrivare a pensare a qualsiasi kit genomico. Chiaramente queste sono disponibili, ma non sono cose che io consiglierei come affidabili. Esistono altri, ancora più fantasiosi, utilizzi della genomica per tutti. Per esempio, volete sapere il sesso dei vostri pappagallini, piuttosto che sapere se il vostro cavallo avrà delle malattie, sarà un buon saltatore, o piuttosto sapere il vostro cane meticcio quanta percentuale ha di pastore tedesco rispetto al bassotto. Ecco che trovate oggi dei kit per farlo. Non ve li consiglio, ma se volete spendere i vostri soldi in questo, la genomica potete provarla. Perfetto, andiamo sulle cose però più serie. Allora, le cose più serie sono: oggi abbiamo la possibilità di sapere, no? Che cosa c'è scritto nel genoma di tutti noi, e abbiamo probabilmente anche la possibilità di prevedere le malattie, no, forse il nostro futuro. Questo apre degli scenari particolarmente interessanti che sono già stati proposti, immaginati in film di fantascienza. Non so chi di voi abbia visto questo film Gattaca, se nessuno... l'avete visto? Allora, ve lo consiglio perché è un film che anticipa molti temi, e un tema in particolare è quello del destino. Il destino genetico in base al genoma, in questo futuro un po' distopico, veniva deciso se una persona era una persona di serie A e quindi meritevole di avere una carriera, una vita da sportivo, piuttosto che in questo caso era pilota di razzi spaziali, oppure serie di serie B e quindi destinato geneticamente ad essere un lavoratore di serie B, una persona di serie B. E qui succede che però una persona di serie A genomicamente ha un incidente, questo incidente lo costringe sulla sedia a rotelle, quindi lui non può diventare pilota perché fisicamente non ce la può fare. Ecco che vende la propria identità genetica a una persona di serie B che invece fisicamente è molto ben attrezzato e vuole fare l'astronauta o comunque il pilota, e quindi prende l'identità, quindi usando i capelli, la pelle, tutto quello che poteva per mascherarsi dall'identità genetica di quell'altra persona. Quindi è uno scenario interessante, però apre degli sviluppi anche eticamente, insomma, a cui bisogna fare attenzione. Ancora di più oggi, perché non so se avete saputo del Nobel a Charpentier e a Jennifer Doudna, oggi si riesce con le tecniche di tecnologia ricombinante chiamate CRISPR anche a cambiare il genoma nelle persone. Ok, quindi possiamo in qualche modo intervenire sui geni, e questo offre prospettive per la medicina, soprattutto per la terapia genica. Però apre anche degli scenari particolari, perché potremmo per esempio avere dei bambini su misura, o qualcuno vorrebbe magari averli, dei bambini su misura, che magari hanno gli occhi come li vogliamo noi, che magari hanno una salute come la vogliamo noi. E questo è già successo. Purtroppo è un caso di cronaca di pochi anni fa, penso un paio di anni fa, in cui un ricercatore cinese, con la scusa di creare due bambine resistenti all'HIV,
ha modificato il genoma di queste bambine che poi sono effettivamente nate. E queste bambine sono nate in maniera un po' così, insomma nessuno le aveva dato l'autorizzazione, non c'era neanche uno scopo per cui queste bambine dovevano essere resistenti all'HIV perché la madre non era positiva, quindi questa persona è stata poi condannata ed è stata biasimata chiaramente da tutta la scienza, no? Mondiale, però le tentazioni purtroppo ci sono. Okay? Ora, parliamo di post-genoma. Questo è tutto ciò che noi sappiamo. Come sto col tempo? Siamo giusti? Ok. Cosa succede adesso? Ora, abbiamo scoperto tutto? In realtà no, perché come sempre accade con le scoperte importanti, queste sono tanto importanti quanto più domande aprono e ne abbiamo moltissime aperte dal progetto Genoma. Una di queste domande, per esempio, è che ci aspettavamo che l'uomo l'uomo Homo sapiens, sempre mi riferisco, rispetto alle specie considerate inferiori, avesse molti più geni. Siamo un organismo più complesso e quindi questo era quello che si aspettavano i ricercatori. In realtà non ce ne sono molte di differenze, cioè in realtà abbiamo scoperto grazie al progetto Genoma e quindi al sequenziamento che la differenza tra noi e un topolino è meno del 10% dal punto di vista genomico, la differenza tra noi e uno scimpanzé è meno dell'1%, ma siamo chiaramente specie diverse. E allora cosa ci rende umani? Qual è la differenza tra noi e queste altre specie? In realtà quello che noi abbiamo scoperto è che mentre sì, ci sono 21-25 mila geni, questo nel nostro DNA copre soltanto il 2% della lunghezza, quindi parliamo di 4 centimetri su 2 metri, che è una cosa infinitesimale. E la restante parte del genoma, che una volta era conosciuta come spazio, dark matter oppure spazzatura, come qualcuno la definiva, in realtà il 70% di questo spazio produce qualcosa, cioè viene, come dire, copiato attivamente dalle cellule che spendono energia per produrre degli RNA e questi RNA non codificano per proteine, per questo si chiamano RNA non codificanti. È importante che il rapporto tra RNA non codificante e codificante, cioè se io prendo una cellula, la separo, conto quanti RNA faranno proteine, quanti RNA non fanno proteine, ecco, questo rapporto aumenta con l'aumentare della complessità della specie. Quindi nel moscerino 2,4 a 1, il rapporto tra non coding e coding, nell'uomo è 47 volte a 1. Quindi probabilmente qui c'è la chiave per capire dove è la differenza tra noi ed altre specie. Ora, mi piace rappresentare questo mondo dei non coding RNA come un iceberg di cui sappiamo molto poco, perché è vero, ne sappiamo molto poco. Al momento, come ricercatori, non sapendone molto, li dividiamo in categorie molto semplici, quindi si dividono in categorie piccole o grandi, a seconda della lunghezza, cioè quanto è lungo la sequenza di nucleotidi che li compone, e quindi di questi RNA lunghi e corti adesso si è aperta la lotta, diciamo la gara mondiale per cercare di capire come funzionano e cosa servono. Ecco, in qualche modo abbiamo già capito però che quello che ci rende quello che siamo non è i geni che abbiamo. Quindi se noi pensiamo ai nostri geni come una sorta di scarpiera dove noi abbiamo ciascun gene è un paio di scarpe, non è le scarpe che tu hai nella scarpiera che ti rendono umano, ma è quello che tu indosserai, quindi quello che tu attiverai a livello genetico che ti renderà quello che sei. Quindi la regolazione e la scelta, diciamo, dell'outfit è quella che in qualche modo determina il tuo stato poi di salute metabolico, la longevità o quant'altro. Quindi spero di aver reso con questa immagine un po' più semplice l'aspetto di regolazione genetica. Ora, quali sono gli obiettivi della ricerca nel nostro laboratorio? Il mio laboratorio, come diceva Mario, nasce a Milano con un interesse di neuroscienze. Ho lavorato a San Raffaele su malattie del neurodegenerazione, poi in Germania ho lavorato sullo sviluppo del cervello. Ora, il mio laboratorio studia come questi RNA non codificanti, in particolare quelli piccoli, che vi dicevo prima sono divisi in grandi e piccoli, regolano la neurogenesi, ovvero il processo di generazione dei neuroni. È un processo molto complesso, estremamente affascinante, che avviene nell'uomo in buona sostanza durante lo sviluppo embrionale, perché è quando il nostro cervello si forma, quando siamo feti. Però in alcune aree del cervello la neurogenesi, quindi la formazione di nuovi neuroni, permane, contrariamente al dogma classico dove si pensava
Ramon Cajal, insomma, il famoso ricercatore spagnolo, aveva ipotizzato che dopo la nascita non potessero esserci mai più nuovi neuroni. In realtà ci siamo resi conto che il cervello è molto più plastico, cioè molto più capace di riorganizzarsi e ripararsi di quanto si pensasse in precedenza. E essendo ricercatori all'RNA, all'Istituto Italiano di Tecnologia, noi cerchiamo di capire come questi piccoli RNA funzionano per cercare poi applicazioni per studiare malattie o per curare eventualmente malattie. E queste implicazioni sono importanti perché capire il meccanismo che governa come nascono i neuroni, come si diciamo, connettono tra loro, ha implicazioni durante, per esempio, per le malattie dello sviluppo, quale autismo, oppure per esempio malattie legate all'invecchiamento come la neurodegenerazione, l'Alzheimer e il Parkinson. Inoltre anche eventualmente a capire come avviene la formazione dei tumori, perché queste cellule che possono generare neuroni nel cervello adulto possono degenerare e purtroppo dare origine a tumori cerebrali. Questi sono gli ambiti della ricerca di cui noi ci occupiamo. Ora, in particolare di tutto questo mare magnum, noi ci focalizziamo su due tipi di molecole, che sono i microRNA e i PIW interacting RNA. Sono diversi perché sono di lunghezze differenti. I microRNA sono 19-22 nucleotidi, quindi 22 letterine di quelle che avevo detto prima. Messi in fila, i PIRNA sono 27-33, quindi leggermente più lunghi. Sono prodotti a partire da processi metabolici differenti, quindi sono distinti e hanno funzioni distinte. Però quello che noi già abbiamo scoperto è che sono alterati in diverse patologie, sia i microRNA che i PIRNA sono alterati nel cancro, in malattie legate all'invecchiamento come Alzheimer, Parkinson, eccetera. Come vi dicevo, i microRNA sono piccoli RNA, tra i più piccoli, dei non codificanti, e questi sono stati scoperti sostanzialmente nel 2002, quindi abbiamo nel mio laboratorio e anche a livello mondiale ormai una buona conoscenza dei meccanismi di base, quindi sappiamo come sono prodotti, sappiamo come funzionano e in particolare quello che abbiamo scoperto noi e tutta la ricerca nel mondo che si è focalizzata su questi microRNA, abbiamo scoperto che sono interruttori, sostanzialmente spengono gli altri geni. E li spengono in maniera combinatoriale, cioè lavorano in sinergia dove un microRNA regola diversi geni in parallelo, può spegnere tante luci diverse, no, nel nostro genoma e nello stesso tempo una luce è regolata da diversi microRNA contemporaneamente, quindi è molto intricato e quindi è una cosa anche molto affascinante dal punto di vista di biologia. Sono alterati, come vi dicevo, in patologie tra cui il cancro e anche neuropatologie e sono molto utilizzati ormai da quasi 10 anni per applicazioni diagnostiche, ovvero andando a vedere i livelli del sangue di questi RNA si possono cercare di prevedere alcune patologie. Questo è già state of the art, cioè già passi nella medicina attuale. In realtà si può fare di più. Oggi stiamo pensando, e nel mio laboratorio stiamo facendo, provando a sviluppare terapie a base di microRNA. Ora, se parlo di terapie a base di RNA, vi vengono sicuramente in mente i vaccini, che alcuni di voi avranno anche avuto, molto probabilmente più di uno, e quindi questi vaccini che oggi vanno, diciamo, sono un po' una rivoluzione nel campo della farmaceutica e della medicina. In realtà esistono una serie di company che stanno sviluppando dei farmaci a base di piccoli RNA che potenzialmente potrebbero essere molto meno tossici di quelli a RNA lunghi, perché qui andiamo a regolare invece che a overesprimere o comunque aumentare la dose di una proteina. Però al momento non sono disponibili vaccini per le malattie più considerate difficili da curare. Una di queste, per esempio, è quella dei tumori cerebrali. E proprio perché i tumori cerebrali sono difficili da curare, proprio perché il mio passato, il nostro laboratorio lavora su staminali da cui originano le cellule del tumore cerebrale, ci siamo dedicati a un progetto di questo tipo e siamo partiti da una combinazione di microRNA che con la ricerca di base nel mio laboratorio abbiamo trovato. E questa combinazione di 11 microRNA sostiene la produzione dei neuroni, cioè se tolgo questi 11 non ho più i neuroni e faccio astrociti, che è un tipo di cellule diverso, che ha una funzione differente. Se li rimetto, solo loro 11, le cellule staminali fanno i neuroni. Questa combinazione scoperta con ricerca di base ormai da qualche anno è stata brevettata e oggi la stiamo utilizzando come possibile terapia. Per che cosa? Allora, forse avete sentito nominare il glioblastoma. Il glioblastoma è un tipo di tumore cerebrale molto aggressivo e
praticamente incurabile. Al momento non esistono purtroppo terapie. La migliore terapia consente, diciamo, un'aspettativa di vita media tra i 15 e i 20 mesi, 24 mesi nel migliore delle ipotesi. E l'aspettativa di vita a 5 anni purtroppo è molto, molto bassa. La ragione per cui questo tipo di tumore, che è così aggressivo e così infiltrante, è così, diciamo, difficile da curare, è perché le terapie attuali colpiscono la maggior parte delle cellule, ma non vanno a eliminare quelle che sono le cellule staminali, che qui non vedo, eccola lì. Le cellule staminali purtroppo si nascondono tra le altre cellule, a volte si infiltrano nel tessuto, quindi il chirurgo non riesce a rimuoverle. E dopo la terapia, poiché non vengono colpite dai farmaci chemoterapici, loro riformano il tumore in maniera aggressiva e spesso anche in maniera terapia resistant, cioè lui non viene più, cioè impara, diciamo, a resistere alle terapie. E quindi purtroppo questo è un tumore incurabile. Ora, partendo dall'idea degli 11 Mirna e partendo dalle nostre conoscenze sulla cell biology, quindi sulle staminali normali e sulle staminali del cancro, abbiamo proposto e abbiamo poi ottenuto un progetto di AIRC che è ancora in corso, dove suggeriamo di usare questi 11 Mirna come una terapia differenziativa, cioè una terapia che toglie di mezzo le cellule che con le altre terapie non riesce a togliere di mezzo. In pratica questo è un paradigma, un cambio di paradigma, cioè mentre normalmente la terapia viene fatta dopo che è rimosso il tumore chirurgico, noi proponiamo di farla prima, in modo da togliere di mezzo le cellule che sono resistenti e quindi poi toglierlo con successo nell'ospedale. Questa è l'idea di fondo che ci ha permesso di avere questo finanziamento a ERC, per cui siamo molto grati, e i primi risultati sono molto incoraggianti. Questi sono 3 tipi diversi di tumori da 3 pazienti diversi, sempre glioblastoma. Come vedete nel controllo, questo tumore, vedete come si infiltra a queste punte che invadono il tessuto circostante. Beh, un trattamento con il microRNA, con questo cocktail microRNA sostanzialmente inibisce l'infiltrazione e questo suggerisce che questo cocktail di 11 Mirna abbia un effetto diciamo positivo sull'inibizione della crescita, quindi probabilmente il chirurgo riuscirebbe a rimuoverlo meglio, ok? Per farci capire. Questi dati sono ancora in corso, il progetto termina tra poco e dobbiamo pubblicare questo lavoro a breve, quindi spero che avremo questo dato fuori perché ci permetterà poi di ottenere ulteriori dati che potranno poi consentirci di portare eventualmente tra qualche anno al paziente. Le nuove sfide. Ora, come vi dicevo, questi piccoli RNA ne esistono a bizzeffe. C'è un'altra famiglia di Peewee interacting RNA che è molto misteriosa e molto più numerosa e che per vari motivi, che adesso sarebbe troppo lungo raccontarvi, noi abbiamo cercato nel cervello. Allora, in realtà esistono in letteratura tutta una serie di informazioni che dicono che nel cervello sono presenti, anche se in realtà sono molto più noti essere presenti nelle gonadi, quindi nelle gonadi maschili e femminili. Questi dati sono un po' contrastanti perché in realtà a seconda di quale parte del cervello uno cerca, può trovarli in abbondanza come può trovarne poco, ma fino adesso era abbastanza misterioso dove fossero espressi e quali cellule li producessero. Contemporaneamente però esiste un'altra serie di letteratura che dice sono coinvolti questi PIRNA in varie neuropatologie. Come vi dicevo, a livello di diagnostica si può andare a analizzare i tessuti, per esempio il tumore prelevato, no? Con biopsia, e andare a analizzare i livelli di questi RNA nel tumore rispetto al tessuto sano e si vedevano alterazioni anche nel cervello. Quindi per questa serie di dati preliminari abbiamo deciso di investigare la presenza di questi PIRNA nel cervello. Nel mio lavoro, nel nostro laboratorio abbiamo trovato che ne esistono 571.000 PIRNA diversi nel cervello che non erano mai stati identificati prima e riusciamo a trovarli e con una buona anche approssimazione a capire le sequenze. Quindi adesso abbiamo in mano le lettere, no, che compongono questi 571.000 PIRNA. E cosa fanno? Beh, in questo lavoro, che è il primo lavoro, abbiamo anche cercato di identificare una possibile funzione. E la funzione che abbiamo ipotizzato e in qualche modo dimostrato in questo lavoro è che i PIRNA nel cervello sostengono la plasticità, ovvero sostengono la capacità del cervello di adattarsi agli stimoli esterni. E non solo fanno questo, lo fanno, ma attraverso 2 meccanismi: impediscono l'infiammazione del cervello, quindi in qualche modo bloccano l'infiammazione,
e d'altra parte impediscono l'invecchiamento delle cellule, quindi in qualche modo mantengono il cervello giovane, impedendo che questo si infiammi e impedendo che le cellule invecchino. Okay? Questa è la funzione che abbiamo studiato e trovato per questa nuova categoria di RNA nel cervello. Allora, essendo un istituto genovese e in qualche modo contagiato dal pragmatismo che pregna, che impregna questo territorio, quali sono, cioè, cosa mi serve questa scoperta, cosa cioè, me ne faccio? In realtà abbiamo proposto questo progetto di recente all'Agenzia Spaziale Italiana, che ha un'esigenza. Questa esigenza è quella di mandare gli astronauti in giro per il cosmo e capire se questi astronauti sono soggetti a radiazioni e stress dovuto alla microgravità, che possano in qualche modo alterare lo stato psicofisico e anche l'infiammazione cerebrale. Quindi abbiamo proposto all'Agenzia Spaziale Italiana questo progetto in cui noi sostanzialmente andiamo a analizzare il sangue prelevato dagli astronauti prima e dopo la missione per cercare di capire se ci sono alterazioni nelle presenza di questi piccoli RNA, Mirna, Pirna, ma anche altri, nel sangue degli astronauti. Quindi usiamo in qualche modo gli astronauti come modello di invecchiamento accelerato, perché questo purtroppo accade. Nello spazio il tempo passa più velocemente, sono sottoposti a radiazioni ionizzanti, sono sottoposti a ritmi alterati circadiani, quindi sonno-veglia alterati, e quindi sono sottoposti a una serie di stress che causa un forte impatto sull'organismo. Ora, dove siamo con questo progetto? Questo progetto vede coinvolti non solo noi, il nostro laboratorio, vedo coinvolto l'ospedale Bambino Gesù, che hanno dei metodi analitici avanzati poco invasivi che loro hanno sviluppato sui bambini per andare a vedere con i saggi nel sangue appunto queste RNA. Prevede la collaborazione di Agenzia Spaziale Italiana che ci ha messo a disposizione gli astronauti. Qui abbiamo Walter Villadei, che forse conoscete, che abbiamo conosciuto e che ci dona il proprio sangue per la causa. E chiaramente gli astronauti, anche gli astronauti del team Axiom, che è questa company americana che adesso lavora come contractor per la NASA, in pratica sono dei appaltatori per la NASA, e sono andati nello spazio, sono tornati e siamo molto felici, insomma, siamo appena tornati da Houston, dove abbiamo conosciuto gli astronauti, abbiamo conosciuto il team di Axiom e soprattutto abbiamo prelevato i campioni al loro ritorno e che sono lì in congelatore che ci stanno aspettando perché adesso abbiamo bisogno di fare dei campionamenti a tempi un po' più lunghi. Però dove porta questa ricerca? Dove mira? Beh, questa ricerca ha un duplice scopo. Il primo è quello di sviluppare saggi poco invasivi per l'astronauta, quindi capacità per loro che sono in missioni lunghe di diagnosticare quando si devono fermare, quando devono tornare sulla Terra o quando devono, per esempio, mettersi a fare delle riabilitazioni, ok? Ma sulla Terra questi saggi potrebbero essere molto importanti, per esempio, per diagnosticare precocemente malattie legate all'invecchiamento, quali Alzheimer, Parkinson, eccetera. Essendo saggi poco invasivi, si può anche pensare di applicarli su larga scala e poiché oggi certe strategie di intervento sia sull'Alzheimer, ci sono dei clinical trial in corso, che anche sull'autismo, se iniziate molto prima, hanno degli effetti migliori, più benefici, quindi è di per sé importante cercare di capire prima, per tempo, se c'è un rischio di questa patologia. Questo, diciamo, è storia attuale, il progetto è ancora in corso, i risultati non li abbiamo perché siamo tornati domenica scorsa, e quindi direi che con questo io concluderei ringraziando tutti i collaboratori del mio laboratorio, molti italiani, molti stranieri, molte donne. È finita la settimana scorsa, la settimana delle Women in STEM, cioè le donne che scelgono, no, si stimolano alla scelta della ricerca delle discipline scientifiche. Ecco, io il problema non ce l'ho, c'è il problema opposto. Noi vorremmo più men in STEM. E quindi insomma ringrazio tutti quelli del mio laboratorio che hanno partecipato a questa ricerca, tutti i ricercatori che hanno lasciato il laboratorio, che hanno proseguito carriere in giro per il mondo, chi ad Harvard, chi in Francia, chi in Portogallo. Ringrazio ovviamente i finanziatori, in primis l'Istituto Italiano di Tecnologia, che ha permesso grande parte di questi studi, AIRC, il PNRR, il Piano Nazionale di Resilienza che avete sentito nominare, e più di recente anche Agenzia Spaziale Italiana. Con questo concludo, vi ringrazio per l'attenzione, sono aperto a qualsiasi domanda, curiosità, e vi invito, se volete approfondire, magari anche qui leggendovi con un caffè,
qualche libro su non coding RNA e eventualmente, anche se avete un telefonino a disposizione, oggi su Panorama c'è un highlight su questa ricerca appena pubblicata oggi. Grazie mille. Grazie, grazie Davide per questa carrellata, una corsa nel tempo, però poi E nello spazio. e nello spazio, e poi ultimamente un approfondimento ulteriore. Mi piace ricordare che Davide, quando è arrivato a Genova, ha fatto tutta una serie di conferenze, di seminari per il mio corso di biologia dello sviluppo. Per la prima volta si è parlato di Mirna, di microRNA. Non se ne parlava ancora a Genova, non si conoscevano granché bene. E grazie a te per avermi dato, diciamo, questa possibilità. Tutte le volte ha sempre entusiasmato gli studenti, molto più di me. Comunque, complimenti, speriamo che saremo tu occupati riesca per qualche anno, saremo occupati per qualche anno. Anche con Simona adesso Candiani abbiamo iniziato, lo sai, nell'anfiosso, zebrafish, chissà dove ci porterà questa ricerca. Anche perché Mirna, da un punto di vista evolutivo, sono presenti anche in altri organismi come l'anfiosso che dalle studio piante in avanti, quindi Pirna un po' diverso. Un po', sì, è una specie specifica, non ci sono in tutte le specie allo stesso modo. Ci sono domande da parte degli ascoltatori? Anche curiosità, se volete il kit per il cane, avete un cane meticcio, vi posso indicare. Grazie, bellissima excursus dalla genomica in Mirna e allo spazio. Avevo due commenti, cioè un commento e una domanda. Il commento che è periferico e probabilmente niente a che fare con Mirna, l'excitement sul conoscere il genoma, Gattaca e prediction, omette un fenomeno biologico molto fondamentale, e cioè le mutazioni somatiche. Certamente. Che sono eventi stocastici e perciò not predictable. Dunque questo è il limite, secondo me, è importante. Questo va sottolineato. E questo insieme all'epigenetica chiaramente sono aspetti che sì, non abbiamo però l'epigenetica è la variazione all'interno di un organismo dovuto al differenziamento, allo sviluppo, quello che lei studia, è il differenziamento. Invece le mutazioni sono eventi nuovi e dunque ancora di più. Ecco. Assolutamente, questo sì, assolutamente. Va ricordato ed è un fatto. Una nota proprio in questo senso è che i Pirna sostanzialmente vanno a silenziare quel tipo di mutazioni, poiché sono noti nelle gonadi fare silenziamento di transposable element, che sono questi elementi che creano le mutazioni somatiche di cui sta parlando lei. Però molte mutazioni somatiche non dipendono dalle trasposabili. Scappano, certo, sono stocastiche e scappano, certamente. La domanda è molto più terra-terra, perché mi ha fatto piacere che all'inizio ha parlato della Erzelli e di quello che state facendo come, se ho capito bene, fornire un supporto di alto livello di big data e database. Esattamente. E allora la domanda è un po', come posso dire, non tendenziosa perché è aperta, ed è questa. Dicono che bisogna fare un grande ospedale a Erzelli perché agli Erzelli c'è l'IT e così capitalizziamo su questo potenziale. Questo ragionamento è validissimo, però penso che al giorno d'oggi che l'ospedale sia a mezzo chilometro o a 50 chilometri non fa la minima differenza. Cioè io spererei che la digitalizzazione che dovrebbe essere nella sanità
onnipresente, potrebbe l'IT cominciare a digitalizzare tutta la regione Liguria. Certo, questo è È giusto ovviamente questo come questo è uno ragionamento. degli obiettivi. La regione Liguria è un major player in questo. Liguria Digitale è chiaramente il punto di riferimento che aiuta tutta la parte, per esempio, di privacy, dei data storage, di tutti i dati clinici saranno in mano alla regione, alla sanità pubblica, non ovviamente in mano ai DIT. Mi consenta di dissentire sul fatto che la predizione è importante, però anche l'urgenza dell'intervento è importante, quindi in una nazione dove si tendono a chiudere ospedali, secondo me è una buona notizia che ce ne sia uno in più che si apre. Io la metterei così. Sarebbe un discorso molto ampio, però io la vedrei come un ospedale in più, magari anche di livello, anche a Ponente, dove purtroppo non c'è molto. Io abito ad Arenzano, noi abbiamo Voltri come riferimento, viceversa, quando ci sono stati ponti, traffici, gallerie, eccetera, poteva essere veramente life or death decision, poter arrivare a una medicina di urgenza. Hanno chiuso l'ospedale di Arenzano. Tutto questo è validissimo, ma non ha niente a che fare con i big data. Perché i big data, no, con l'ospedale ad Erzelli sì, però. Sì. Cioè il fatto che l'IT sia vicino è un vantaggio? Potrebbe non essere uno svantaggio. Cioè, vedo tanti interessi, vedo non solo quello di IT, chiaramente vedo anche, per esempio, Esaote con i sistemi, c'è la Siemens con i sistemi medicali. Vedo la possibilità per IT di sviluppare protesi avanzate, vedo la possibilità di sviluppare metodi di diagnostica avanzata. Secondo me non è una cattiva notizia avere un ospedale avanzato in Liguria e soprattutto che non sia in mano ai privati, perché la sanità pubblica secondo me va sempre... Almeno su questo siamo d'accordo. Comunque all'IT c'è uno dei più grandi computer, supercomputer, no? Quindi Abbiamo il per nostro elaborare computer Franklin. Leonardo, no? No, Leonardo è un altro. Leonardo è un altro, Liguria Digitale ne ha un altro, IT ne ha un altro. E abbiamo quindi, 3 supercomputer in quella zona e che possono elaborare. il nodo di internet che passerà dal mondo, arriverà in Europa passando sotto gli Erzelli. È il punto dove andrà a terra. Quindi è fondamentale avere lì un centro di genomico, comunque digitale. È strategico. Lo vuole, cioè, il progetto PNR è un... E questo lo stiamo in qualche modo facendo, perché i progetti in collaborazione con Gaslini e San Martino hanno anche, diciamo, l'ambizione di portare la cartella digitale per tutti i pazienti che saranno sequenziati. È un unico formato, finalmente, non Gaslini, cartaceo, come ci siamo trovati, e non si parla con quello del San Martino. L'idea di avere tutto digitale. Questo è parte del programma e secondo me questa è una buona notizia. Bene. 2 cose su cui siamo d'accordo. Fantastico. Ci sono altre osservazioni, altre curiosità, commenti? Prego. Complimenti Davide per la presentazione, molto bella. La mia era una curiosità relativa ai campioni degli astronauti, cioè ogni quanto pensate di prelevare i campioni per analizzarli, cioè qual è la tempistica, quindi il programma che vi siete posti? È un'ottima domanda. Dunque, ci siamo chiesti quanto potessimo chiedere e abbiamo, diciamo, alla fine deciso di fare 2 punti di campionamento a 2 mesi prima della partenza, a 1 mese prima della partenza e 3 punti al rientro, quindi il giorno dopo e poi a 1 mese dopo il rientro e a 2 mesi dopo il rientro. Avremmo voluto anche avere un punto in volo, quindi durante la missione, però per tutta una serie di motivi legati anche sostanzialmente alla spedizione del materiale e indietro ovviamente la conservazione. Loro sulla Stazione Spaziale Internazionale sono attrezzati con diciamo, un'infermeria e e hanno chiaramente non il lettino perché l'astronauta vola e hanno tutte le capacità di fare analisi anche abbastanza fini, però le autorizzazioni che ci volevano non erano compatibili con i tempi, quindi al momento faremo questo, però il progetto in realtà utilizza dati già presenti sulla NASA. Abbiamo avuto l'accesso ai dati già di altri astronauti di precedenti missioni
diciamo circa 20 anni di missioni, abbiamo già identificato una serie di dati dove abbiamo fatto campionamenti anche in volo, quindi partiamo da questi dati per generare il modello con machine learning, quindi intelligenza artificiale, diciamo, per creare le curve dei percentili, no? Per farci capire, su cui noi andremo a validare i livelli che troviamo in questi astronauti. Quindi sì, in continuo. Idealmente quello che io vorrei in un futuro, anche per il paziente, che con un solo test si possa definire il livello di rischio. Se ci fosse la necessità di farne 2, penso che possa essere comunque accettabile. Però sì, al momento ne abbiamo 5 di punti. Quindi. Bene, direi che comunque, a parte l'ospedale sulla collina degli Erzelli, Genova comunque sale, e addirittura attraverso l'IT siamo andati nello spazio per studiare queste piccole, per vedere come si comportano queste piccole molecole. Quindi qualche cosina anche da Genova parte. Gli Erzelli è più vicino allo spazio. E gli Erzelli sono più alti, quindi... Lo spazio si raggiunge prima. Bene, al di là dello scherzo e della battuta, Grazie, Mario. grazie Davide, veramente, e speriamo poi di riaverti prossimamente quando ci saranno piacere, onore, quando volete. altri risultati. Vi ricordo che la prossima settimana, lunedì non c'è conferenza, giovedì 22 febbraio c'è un incontro su Mario Morasso, scrittore militante, quindi un incontro di lettere, e che inizia però alle 15:30, è una serie di relatori, e quindi dura all'incirca 2 ore, 2 o 3 ore. Invece per quanto riguarda la scienza, lunedì 26 febbraio ritorneremo con Marco Grotti dell'Università di Genova, che ci parlerà di isotopi svelatori di misteri. Grazie e buonasera e arrivederci.